E a proposito di tavolo, domani è la giornata mondiale dell'alimentazione. Questo sì. Ed è assurdo pensare che in molte parti del mondo il cibo manca e in altre parti la gente lo butta via, quindi è un argomento veramente molto delicato. Tu, Alessandro Siani, che cosa pensi dell'argomento e vorresti dire qualcosa al pubblico da casa che ci sta guardando, al nostro pubblico qui in sala? E siamo a parlare! Amici miei, le cose da mangiare non devono essere buttate via, mai, mai! Prima noi al cibo ci tenevamo, lo proteggevamo. Io mi ricordo mia mamma solamente il prosciutto, ma quante volte lo riutilizzava, quante volte? Un giorno serviva per fare il sartù, un altro giorno il gâteau, un altro giorno la frittata, un altro giorno la pizza russa, un altro giorno timbal e ciambellone salato. Al 7° giorno mia mamma non sapeva più come chiamarlo. Gli chiesi: mamma, ma come si chiama? Disse mia mamma: si chiama Mangio e stata zitta. Capito? E allora, signori, mi ricordo la capacità nostra di non gettare via mai niente, mai. Un Ferragosto stavamo facendo la grigliata sulla spiaggia, a mio padre gli cadde una fetta di carne, sì! Mia mamma non è che si perse d'animo, prese una padella, mise poco di olio dentro e disse: Raffaele, non ti preoccupare, la facciamo a cotoletta, vai! E quando cadeva una cosa a terra, che cadeva qualcosa da mangiare a terra, mia mamma, con grandissima tranquillità, con una grande serenità, non è che si preoccupava e diceva: no, la gettiamo via, no! Prendeva il pezzo da terra, lo guardava e faceva, ci soffiava sopra e ce lo mangiavamo. Ma che tenevo in bocca? La mucchina, com'è possibile? Che tieni al posto delle tonsille? O dispenser, ed esce disinfettante, mamma! Io mi ricordo quando si andava ai matrimoni, non si buttava via mai niente, mai! Ci mangiavamo tutto e quello che non riuscivamo a mangiarci utilizziamo la mitica formula: mangia e peccato, e vedi che ce lo portiamo a casa, facciamo il doggy bag, come si chiama dalle vostre parti, dalle nostre parti si chiama o cartoccio per il cane. Una volta noi ci portammo a casa lasagna, polpetta, vitello tonnè, millefoglie, sorbetta al limone. Disse il cameriere: scusate, ma a casa tenete il cane o la carica dei 100 euro? Com'è possibile? Allora voglio concludere solamente dicendo una cosa: anche il mondo politico si è sensibilizzato al problema e questo gli va dato atto. Ha lanciato un messaggio importante, ha detto: no, sprecate il cibo. Avete capito? È una cosa che si deve fare, ed è vero, si può fare, amici miei, si può fare. Guardate loro, e quando ci sta una torta da spartire non lasciano nemmeno una briciola. Ci parlate, grazie. Grazie, è stato molto conciso. Grazie veramente di cuore a tutti quanti voi dell'affetto che mi avete. Adesso fai la capriola indietro. Non ho capito. Fai la capriola indietro. Non lo so fare. 1, 2, 3, vai!